Buonasera a tutti ragazzi, l'ultimo aggiornamento della scossa di terremoto che ha colpito il Pakistan oggi. La scossa di magnitudo 5.9 ha causato in totale 23 morti ragazzi e 400 feriti. In effetti tanti sono i video che mostrano auto intrappolate tra l'asfalto. In effetti è stato inviato anche l'esercito per le operazioni di salvataggio, quindi davvero ragazzi un casino. In effetti il terremoto si è verificato in Pakistan a nord di New Mirpur, nella provincia di Azar Kashmir alle 16:01, che qui in Italia invece erano le 13:01. I feriti quindi sono 400 e le persone purtroppo decedute sono 23. Diciamo che le operazioni di salvataggio sono state fatte quasi tutte, in effetti ci sono tanti crolli quasi ovunque, quindi devono ripristinare un po' la situazione. Ci sono strade aperte, quindi che sono già state chiuse, quindi sono impraticabili in quanto le strade ragazzi si sono proprio aperte per terra. Infatti prima ho messo un video sotto a quello là del terremoto proprio, dove si vede proprio che la terra è aperta e ci sono le macchine dentro, quindi davvero un casino. Quindi diciamo che è confermato, in effetti sono 23 morti e 400 feriti, quindi questa è una notizia di giusto 10 minuti fa, quindi è ufficiale. Quindi 23 purtroppo persone sono rimaste vittime di questo terremoto e 400 persone sono ricoverate, quindi sono feriti. Non so quanti forse saranno gravi oppure no, questo non lo dicono. In effetti parlano di 400 feriti. Non so se sono gravi oppure no, questo non si sa ragazzi. Ho provato a vedere anche sui canali proprio pakistani, ma non dicono nulla. Ciao Arianna, buonasera. Quindi in effetti resta confermata la cosa, 23 morti e 400 feriti in Pakistan. Quindi questa è una notizia di pochi minuti fa, quindi è quella lì ufficiale. In effetti adesso stanno ripristinando un po' tutto, diciamo, ci sta l'esercito pakistano che sta aiutando comunque la situazione a, diciamo, a metterla a posto, anche perché ci sono auto intrappolate nell'asfalto, comunque davvero un casino ragazzi. Quindi ragazzi vi auguro una buona notte e ci sentiamo dopo semmai con qualche altro video. Quindi la situazione è questa, 23 morti ragazzi e 400 feriti. Quindi sono terminate più o meno le operazioni, adesso devono sistemare le strade perché stanno davvero messe male. Ciao Arianna, ciao a tutti.